Carissime amiche e amici, ho il piacere di presentarvi il mio ultimo lavoro dal titolo Paris, Prova Sardegna Comune. Questa breve paristoria è scritta in sardo ed è tradotta letteralmente in italiano e nasce dall'amore che io provo per la mia terra, ovvero per la Sardegna. Il lavoro è nato in seguito alle riflessioni avvenute dopo gli incendi nel centro Sardegna dell'agosto scorso, ovvero del 2021. Il racconto presenta il viaggio del protagonista nella storia sociale sarda, in cui viene presentato l'ambiente, la psicologia, la cultura, personaggi e avvenimenti. Il sognatore è immerso nell'incessante ricerca del sapere, di nuove amicizie e nuovi territori, attraverso i quali vengono presentate le bellezze dell'ambiente naturale, le tradizioni popolari, il valore dell'ospitalità e anche quello dell'amicizia. In questo quadro storico spicca la figura del pastore sardo nella sua interezza psicologica, culturale e sociale. E il protagonista a un certo punto prosegue il suo cammino vivendo diversi fatti che hanno segnato la storia dei sardi e i loro personaggi. Evidenzia il ruolo della donna, la quale attraverso l'amore riesce a fare anche il salto sociale. Presenta la vita nei villaggi, l'attività dei dominatori di turno e la psicologia subalterna dei sardi in determinati periodi storici. Il vagabondo risalta le feste patronali in cui i poeti, la fede e l'amicizia sono i protagonisti. In conclusione, il sognatore mette in luce la funzione politica e sociale e personale tra sogno e realtà, il ruolo della scaramanzia e della superstizione, la speranza nella ragione, nella fede e nell'ultraterreno, grazie alle quali si giunga, meglio si possa giungere, ad una società sarda migliore. Spero che sia di vostro gradimento. Grazie di avermi seguito. Alla prossima. Ciao.